In Italia, fino a non molti anni or sono, giocattolo voleva dire industria straniera e del tutto sporadica, seppure gustosa, appariva la produzione nazionale affidata quasi esclusivamente all'artigianato paesano. Oggi la lavorazione in grande, che sola può assicurare l'autonomia in un dato campo produttivo, è già anche da noi robustamente affermata. Basterebbe a dimostrarlo questo stabilimento per la fabbrica di giocattoli meccanici, che occupa ben 15.000 metri quadrati di superficie e impiega 600 operai. Giocattoli, e tuttavia la loro produzione presenta tali esigenze da richiedere grandiosi impianti e rendere necessario un continuo studio di tecnici per la creazione dei modelli e la preparazione degli stampi costruiti dai meccanici specializzati. Gli stampi vengono usati per le operazioni di tranciatura e stampaggio dei fogli di latta precedentemente litografati. Un'altra lavorazione minuziosa è quella dei meccanismi, veri movimenti di orologeria che esigono l'impiego di macchinari specialissimi. Ora, tutte le varie parti del giocattolo, dopo aver subito le lavorazioni preparatorie, vengono raccolte in speciali magazzini, dai quali successivamente passano al reparto montaggio, dove l'unione dei vari pezzi. Al fine collaudato come un qualsiasi apparecchio di ben maggiori dimensioni e di più importante destino, il giocattolo meccanico Inga è pronto. Convenientemente iscatolato, attenderà in altri grandiosi magazzini il momento non lontano a giungere di iniziare il viaggio che almeno in questa stagione terminerà fatalmente ai piedi dell'albero di Natale o nella calza della Befana.